Ciao a tutti, ben ritrovati, siamo ancora qui, siamo ancora noi, Leo e Vero di lifeintravel.it, ma lo devo dire sempre io. Questo è il tuo ruolo, Vabbè. non è che c'è altro da fare. Questa è Avventure in bicicletta, vi continuiamo a portare in giro per l'Italia a scoprire itinerari ciclabili della nostra bella penisola. Prima o poi vi porteremo anche più lontano, forse. Vediamo. Per ora, dove li portiamo oggi, vero? Oggi andiamo fra Alto Adige e Veneto per percorrere la ciclabile delle Dolomiti. Ok, quindi zigzaghiamo, siamo partiti dal nord, siamo scesi al sud e ritorniamo al nord e ritorniamo in mezzo alle montagne. In mezzo alle Dolomiti. In mezzo alle Dolomiti. Allora, si parte da Dobbiaco oppure da Calalzo di Cadore, quindi o dalla provincia di Belluno o dalla provincia di Bolzano. Entrambe le località sono servite dal treno che può trasportare la bicicletta, quindi è comodo, insomma. Certo. E la ciclabile ricalca la vecchia ferrovia che è stata dismessa nel 1964. Esattamente. E l'intero percorso misura 65 km con un dislivello minimo. Se si parte da Dobbiaco sono solo 300 metri, se si parte dall'altra parte è un pochino più impegnativo. In realtà in mezzo c'è un passo, vero? C'è un passo, il passo Cima Banca, a 1530 metri, però a Dobbiaco si è già un pochino più Siamo già alti in come quota, quota, quindi certo. il dislivello, come dicevo, è minimo. Invece da Calalzo bisogna fare 850 metri, si passa prima da Cortina, poi si arriva al passo Cima Banche e si scende a Dobbiaco in Valpusteria. Bravo, bello. E Leo, vuoi raccontarci qualcosa da vedere lungo la ciclabile? Sì, direi che il panorama che il paesaggio che si attraversa lungo questa ciclabile è unico al mondo, è davvero fantastico. Se partiamo da Dobbiaco, già Dobbiaco è un paesino carino, tipicamente altoatesino, poi si parte lungo la ciclovia delle Dolomiti, si trova il lago di Dobbiaco poco più avanti, via via si attraversa questa vallata fino a raggiungere il passo Cima Banche. Da una parte si svettano le cime del Parco Fannes Sennes Braies, dall'altra si trovano le tre cime di Lavaredo con il relativo parco, quindi si potrebbe anche prendere una deviazione, salire fino al lago di Misurina e poi su fino al rifugio Auronzo. Questo chiaramente per i più allenati, perché la salita è bella tosta, bella impegnativa. Le tre cime sono tra le montagne più fotografate al mondo, credo. Penso anch'io, per pubblicità, per tutto e di più. E poi arriviamo al passo Cima Banche e scendendo che cosa incontriamo? E scendendo si scende giù, si arriva a Cortina che conoscete tutti, Cortina d'Ampezzo, dove si può camminare nel centro, dove ci sono negozi super chic, ma non solo, perché Cortina non è solo questo, c'è il castello, di fianco ci sono ancora altre bellissime vette, si sale su verso il Palazzo Paltargo, le Cinque Torri, Valparola e fortificazioni militari, eccetera, grandissimi paesaggi. E poi dopo si può proseguire e si scende nel Cadore. La pedalata resta comunque piacevole e gradevole, perché si resta appunto all'interno di questa vecchia ferrovia, quindi si passano tunnel, cavalcavia, tunnel illuminati di recente, eccetera, quindi la pedalata resta comunque piacevole e si scende fino a Calalzo. E vero, in questa zona cosa si mangia di buono? Perché chiaramente noi affianchiamo sempre alla pedalata la mangiata. Bisogna recuperare le energie, se no dove a finire. Allora, sicuramente una cosa per cui io tra l'altro vado pazza, i formaggi. A Dobbiaco c'è una bella latteria, una latteria sociale, e viene prodotto l'alta pusteria, il formaggio alta pusteria. Pascoli non ne mancano, no? No, non ne mancano. E la stanga, che è un formaggio tipico di Dobbiaco. Poi scendendo in Veneto invece, a Cortina, sono conosciuti i Kennedy, non me ne vogliate se sbaglio la pronuncia, io li ho solo mangiati. Secondo me sono Kennedy, ma non lo so. Che sono simili comunque ai canederli sul tirolese, diciamo, a quelli al piatto dell'Alto Adige. E poi ci sono i Casunzei,
che sono... Ma ci sono dappertutto, ce li abbiamo qua anche nella bergamasca. Ma quelli sono diversi, quelli che si mangiano a Cortina, perché sono ripieni o di patate, sono ravioli o ripieni di patate o di rapa rossa. Ok. Quindi diversi, tipici. Poi vabbè, la cultura gastronomica ampezzana è un po' influenzata da quella ungherese, da quella dell'impero asburgico anche. Quindi si può trovare il goulash, stranamente, lo strudel di mele, tutti piatti leggeri, tipici delle del montagne. mare, giusto? Si trova anche la polenta e riso e piselli anche. Sì, ci sono tanti piatti, parecchi piatti. Vabbè, quindi assaggiate. Dobbiamo tornare a fare un po' di degustazione, allora, mi sa. Assolutamente, è tutto da assaggiare, insomma. E chiaramente dovete andarci anche voi. Quindi ci vediamo al prossimo itinerario. Ciao! Ciao!